Sono Stefano Miotto, direttore di Confindustria Veneto SIAV, società di servizi di Confindustria Veneto. Poche parole per cercare di spiegare gli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo intrapreso il progetto Skill-In sulle competenze per l'innovazione. SIAV da molti anni ormai sta cercando di supportare le aziende venete nei loro processi di trasformazione, nei loro processi strategici. Non vi è dubbio che da questo punto di vista il tema della ricerca e dell'innovazione sia in questi anni assolutamente fondamentale e strategico per poter continuare ad essere competitivi. L'innovazione di prodotto ormai è diventata per tutte le nostre aziende, anche a seguito della globalizzazione e dell'accelerazione tremenda che hanno avuto un po' tutti i processi di mercato. Dicevo, l'innovazione di prodotto è diventato un must da perseguire da parte delle nostre aziende. Noi da questo punto di vista cerchiamo di avere un approccio che non è solo, direi non è soltanto tecnologico, ma è invece un processo di innovazione, un supporto all'innovazione dei fattori abilitanti. Molto spesso vediamo da parte delle nostre imprese delle notevoli competenze tecniche, vediamo invece, soprattutto nel versante capitale umano, vediamo invece maggiori debolezze per quanto riguarda tutti gli altri fattori che sono probabilmente prodromici all'innovazione tecnologica e costituiscono molto spesso però dei fattori assolutamente determinanti per la competitività dell'impresa e per l'innovazione. Quindi da un lato appunto c'è la necessità di supportare la ricerca e l'innovazione, dall'altro però c'è la necessità di lavorare e lavorare molto col capitale umano per fare in modo che la ricerca e l'innovazione si coniughi con le azioni sul capitale umano e si riesca alla fine a conseguire questo grande risultato che è la competitività dell'impresa. Il tema delle competenze è un tema di grande interesse, di grande importanza. Non dobbiamo nasconderci che in molti anni sono state effettuate molte diverse sperimentazioni e che hanno di fatto rivelato una profonda difficoltà nel definire degli standard veri e propri, che ancora nel nostro paese non esistono. Allora, da questo punto di vista, siccome dobbiamo in qualche modo cominciare, noi crediamo che cominciare a guardare con attenzione, a trovare degli standard per le nuove competenze, le competenze in questo caso collegate all'innovazione, quindi a quelli che sono i processi più strategici e più importanti per la competitività delle imprese, sia un must. E da questo punto di vista abbiamo proprio orientato in questo modo la nostra osservazione. Un elemento della metodologia che vorrei evidenziare e vorrei sottolineare è il fatto che abbiamo cercato di effettuare queste rilevazioni con una grande connessione a quelli che sono i processi e le attività aziendali. Quindi non è stata una rilevazione astratta di competenze, ma secondo quello che è un po' il nostro connotato, lavorare dentro le aziende e cercare dalle aziende, dalle loro attività, di trarre, diciamo, dei suggerimenti e delle indicazioni per come procedere. Effettivamente noi abbiamo cercato di lavorare anche in questo caso, in questo modo, e effettivamente la sperimentazione si è rivelata particolarmente interessante per questo motivo. Dall'altro lato però, come dicevo, è fondamentale nell'ambito delle competenze, non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo assolutamente cercare di avere degli standard e riferirci a degli standard. Da questo punto di vista noi abbiamo puntato fortemente sul modello IQF perché riteniamo che non possiamo pensare a delle competenze comunali o provinciali, ormai il nostro orizzonte è il mondo, quindi gli standard da adottare debbono essere almeno a livello europeo, altrimenti faremo grandissimi sforzi, sprecheremo moltissime energie, forse non ottenendo i risultati auspicati. Per quanto riguarda gli output del progetto, proprio rifacendomi a quel concetto di standard che abbiamo cercato di rendere come diciamo, connotato del nostro progetto,
Abbiamo molto materiale, il modello e molti altri documenti che sono disponibili proprio sul nostro sito e sono disponibili, vorrei evidenziarlo, liberamente sia per le aziende sia per gli operatori del settore. Da questo punto di vista devo anche ringraziare la Regione Veneto che si è fatta parte attiva da questo punto di vista, ha sposato dal punto di vista proprio concettuale e filosofico questo nostro modo di agire e quindi da questo punto di vista io credo che per il futuro potremo effettivamente riuscire in quest'ambito specifico della ricerca e innovazione ad avere uno standard comune che valga per la Regione Veneto ma soprattutto valga per per il capitale umano della Regione Veneto e per le nostre aziende, valga appunto nel confronto con l'Europa e con il